Mi piace fare una parentesi dopo questi dati confortanti per l'attività. Anche oggi ha debuttato anche un nuovo logo nella presentazione del bilancio e della relazione, AIS Veneto Solidale, perché una parte importante dell'AIS ha sempre svolto solidarietà. Guardiamo l'esempio di Alba Vite, che ha sempre contribuito in questi anni, ma in cui anche dagli interventi della platea che ha assistito c'è un impegno ancora, come dire, più marcato con questa esemplificazione di un logo che però dietro al logo vuol dire molto. Certo. Beh, direi che la cifra non di questo mandato ma di questi 6 anni di lavoro è sempre stata l'attenzione alla modalità di comunicaone. Se c'è un fronte dove abbiamo sempre investito moltissimo è il fronte della comunicazione e i risultati oggi pagano questo tipo di obiettivo. Oggi è bello poter mettere gli strumenti di comunicazione a disposizione delle iniziative etiche, quindi lo sforzo che abbiamo fatto è stato, come dire, di mettere a regime questi tipi di risorse. Lo spazio di attività solidale in Veneto è ampio, anche tradizionalmente direi fuori dalle mura di AIS Veneto. Abbiamo delle iniziative storiche, cito Alba Vite che quest'anno celebra il decennale, ma altre iniziative che regolarmente si svolgono anche all'interno delle singole delegazioni. Cito il Cavatappi Vaia sviluppato in occasione del congresso, dalla cui vendita anche lì di nuovo staccheremo un assegno solidale. Siamo tante iniziative che ormai iniziavano ad aver bisogno di uno spazio di riconoscibilità più tangibile. Da lì è data l'idea di creare uno spazio web dove tutto quello che facciamo nei confronti di chi ha bisogno possa essere visibile, possa essere raccontato e possa anche essere riconoscibile attraverso un logo che lo identifica.